Bene, eccoci tornati in studio per la nostra rubrica del Memento e come dicevamo prima del break pubblicitario, questa sera torniamo ad occuparci di una vicenda che abbiamo seguito sin da novembre, cioè da quando ci sono state le elezioni americane nel loro svolgimento e poi per i fatti che ne sono seguiti poi a inizio gennaio con come dire, l'impeachment per Donald Trump, Ermanno. Allora, il comportamento di Donald Trump è sempre stato un po' strano fin dalle elezioni, poi successivamente il colpo di grazia era dato il 6 di gennaio quando ha organizzato questa sorta di diciamo, attacco ai luoghi sacri della politica e con morti e feriti e la cosa peggiore è che non se n'è presa la responsabilità pur avendo citato la folla e oggi dice soddisfatto, visto che c'è stato questo verdetto del Parlamento, del Senato americano, soddisfatto perché lui aveva ragione. Allora la cosa strana di questo personaggio è che lui stabilisce una sorta di equa ripartizione tra torto e ragione. Tutto quello che c'è in mezzo, cioè la logica e il comportamento e soprattutto l'insegnare al popolo come comportarsi, gli è assolutamente ignoto. Di questo parliamo appunto questa sera, abbiamo due egregi ospiti, certo. Professor Tonello Fabrizio e Stefano Luconi. Prego. Certo, allora sono due conoscitori degli Stati Uniti d'America. Fabrizio Tonello, buonasera professore, insegna scienza della politica all'Università di Padova con un corso dedicato alla politica estera americana. Buonasera professore e buonasera anche al professor Stefano Luconi che insegna storia degli Stati Uniti all'Università di Padova. Allora grazie per la vostra presenza. Buonasera. Grazie. Allora, prima di darvi la parola, noi abbiamo preparato un breve servizio che riepiloga quello che è successo in questi ultimi giorni. Lo guardiamo assieme e dopo iniziamo a parlarne. Sono bastati 5 giorni per non condannare Donald Trump. Il Senato americano si è espresso dopo un sommario procedimento di impeachment contro Trump, accusato di incitamento alla rivolta per l'assalto a Capitol Hill, sede del Congresso, del 6 gennaio scorso. Questa non è una vicenda giudiziaria, ma un percorso politico dove lo scontro democratici-repubblicani si è perpetuato nell'aula del Senato. I repubblicani, pur consapevoli del grave atto di Trump, hanno preferito archiviare il caso, ma non finisce qui. L'impeachment non è stato un vero processo, ma un procedimento che il Senato può dettare nei confronti di un presidente americano per un comportamento contrario alle leggi e alla Costituzione. In questo caso non si capisce dove inizia la giustizia e dove finisce l'opportunità politica. Per la condanna erano necessari 67 voti, i 2/3 dell'Assemblea. I voti a favore sono stati 57, 50 democratici più 7 repubblicani, i contrari 43. Mancavano dunque all'appello almeno 10 altri voti per condannare l'ex presidente, ovviamente quelli repubblicani che hanno fatto di necessità virtù. Ma se il Senato non è stato un tribunale super partes per ovvia opportunità politica, rimane ancora la possibilità di un procedimento giudiziario che potrà condannarlo. La non condanna di Trump stava nel contesto del Senato giudicante. Il leader dei repubblicani al Senato, Mitch McConnell, aveva diffuso una mail ai colleghi di partito in cui annunciava che avrebbe votato contro la condanna dell'ex presidente. Pur ammettendo che Trump era stato responsabile di aver provocato l'insurrezione con conseguenti morti e feriti, affermava che un processo di impeachment per un presidente già decaduto era inutile. Intanto, dalla Casa Bianca, Joe Biden invita a stare attenti. Anche se il voto finale non ha portato a una condanna, ha dichiarato il neopresidente americano, la sostanza dell'accusa permane. Questo triste capitolo della nostra storia ci ha ricordato che la democrazia è fragile, che deve essere sempre difesa, che dobbiamo essere sempre vigili.
Trump invece non poteva che festeggiare. È la fine di una caccia alle streghe, ha detto, ventilando un suo imminente ritorno sulla scena politica. Oltre all'impeachment però ci sono altri guai giudiziari che incombono sull'ex presidente, ormai non più protetto dall'immunità, ma che potrebbero ostacolare le sue ambizioni politiche. La procura di New York ha procedimenti aperti sulle presunte frodi bancarie, assicurative e fiscali di Trump. Altre indagini sono partite dalle rivelazioni dell'ex avvocato di Trump, Michael Cohen, sui pagamenti per comprare il silenzio di 2 pornostar effettuati con fondi della campagna elettorale. La non condanna di Trump per impeachment gli permette di correre per le presidenziali del 2024, anche se all'interno del Partito Repubblicano non mancano i malumori che sono raffreddati solo dal consenso ancora solido della base elettorale di Trump. Ma al di là degli equilibri politici, molti critici temono che il risultato del processo abbia creato un pericoloso precedente. Un presidente può mentire su un'elezione e incitare una folla contro le istituzioni americane senza doverne pagare le conseguenze. E questa è forse l'eredità più pericolosa che ha lasciato Trump agli americani. Ecco allora, questa è l'eredità forse più pericolosa lasciata da Trump agli americani. Allora, professor Tonello, si è creato un precedente pericoloso per la democrazia americana? Sì, il precedente pericoloso c'è, ma io sono molto d'accordo con quanto veniva detto poco fa. I guai giudiziari di Trump non sono affatto finiti. La Costituzione stabilisce esplicitamente che la procedura dell'impeachment si limita alla rimozione dalla carica, ma non pregiudica ulteriori indagini, processi ed eventuali condanne. Fra l'altro lo stesso leader dei senatori repubblicani, Mitch McConnell, che ha votato e fatto votare i suoi colleghi per la soluzione di Trump, in realtà ha rotto piuttosto clamorosamente con l'ex presidente, dichiarando in Senato che le responsabilità di ciò che è accaduto il 6 gennaio sono assolutamente sue. E quindi questo apre la strada a una molteplicità di indagini giudiziarie che prenderanno del tempo, ma prima o poi arriveranno a conclusione. Certo, certo. Professor Luconi, il risultato, la votazione del Senato era, come dire, era prevedibile che come dire, il Congresso, il Senato americano avrebbe come dire, bypassato il problema e quindi come dire, era già scritto che l'avrebbero assolto? Certo, era prevedibilissimo, proprio perché, come diceva il servizio, l'impeachment non è un procedimento giudiziario in cui si va a valutare le prove e si stabilisce l'eventuale colpevolezza dell'imputato. È un procedimento politico, quindi quello che contano sono i numeri. Il Partito Democratico non aveva la maggioranza per condannare Trump, questo era chiaro. Bastava vedere il voto sul tentativo di annullare lo spoglio dei voti dei grandi elettori in Arizona, lo spoglio dei voti in Pennsylvania. Esisteva uno zoccolo duro di senatori repubblicani i quali non avrebbero sostenuto la condanna di Trump. Il problema di questo impeachment è che è stato un grandissimo pasticcio, perché non avendo i numeri per condannare Trump, quello che resta di tutta questa vicenda è la liceità da parte di un presidente di incitare la folla a dare l'assalto alle istituzioni, a tentare di cancellare l'esito delle elezioni. Questo i democratici lo sapevano in partenza e quindi non avrebbero mai dovuto avventurarsi in questa procedura. Però ci può essere anche un altro senso, se riescono a darlo,
cioè non ha avuto l'impeachment, ma la responsabilità è dei repubblicani, e di conseguenza quando verrà, se sarà condannato magari in un giudizio normale, questa responsabilità potrà essere usata politicamente contro gli stessi repubblicani. Dunque, io su questo non sono molto d'accordo e mi permetto in parte di dissentire anche dal mio esimio collega. Il giudizio del Senato non è appellabile. Sì. Trump potrà essere condannato per frode bancaria, per evasione fiscale, per tutto quello che vogliamo, ma ormai non potrà essere più condannato per incitamento alla insurrezione il 6 gennaio 2021. Tra l'altro esiste un istituto della common law inglese, poi assorbito anche dal diritto statunitense, che è quello del double jeopardy, cioè l'imputato una volta assolto non può essere processato ulteriormente per lo stesso reato. Quindi Trump è uscito assolto. Sulla questione del additare la responsabilità di tutto questo ai 43 repubblicani che hanno negato la condanna di Trump, non è necessariamente un vantaggio per il Partito Democratico, perché c'è, come uno zoccolo duro di sostenitori di Trump in congresso, c'è uno zoccolo duro di quei circa 75 milioni di elettori repubblicani, ovviamente non tutti, che hanno sostenuto Trump nelle elezioni di novembre, che per un buon 25% è ancora, quindi non tutti, il 25% è ancora convinto che Biden sia un presidente illegittimo, che ci sia stata una caccia alle streghe nei confronti di Trump e che Trump avrebbe realmente vinto le elezioni. Questo è il risultato purtroppo del pasticcio messo in piedi da Nancy Pelosi in primis e dai democratici in generale, che hanno finito per legittimare, sia pure indirettamente, quello che Trump ha fatto il 6 di gennaio. Quindi ha dato vantaggio a Trump, e oggi Trump si può dire per un perseguitato politico? Perché... sì, purtroppo è questo quello che resta della procedura di impeachment. Quindi questo è quello che emerge dalla dichiarazione di Trump, fra l'altro un minuto prima dell'annuncio ufficiale del voto del Senato. Si è proclamato una vittima politica, una vittima di una caccia alle streghe, quello che è andato sostenendo addirittura da prima che si votasse a novembre. Ho capito, quindi è stata una mossa falsa a tutti gli effetti. Quindi non c'è un percorso alternativo né un appello all'impeachment. L'impeachment è un voto, una sentenza definitiva. La sentenza del Senato è inappellabile, ci sono dei precedenti, perché l'impeachment non vale soltanto per i presidenti, anche se ci ricordiamo soltanto del caso dei presidenti Andrew Johnson, Richard Nixon, Bill Clinton e Trump per 2 volte. Sono stati soggetti a procedure di impeachment anche giudici federali, i quali, una volta condannati dal Senato, hanno cercato di fare annullare la loro rimozione dallo scranno di giudice, passando per la via penale, quindi al di fuori dell'iter senatoriale, e questa possibilità non gli è stata data, proprio per l'inappellabilità della sentenza del Senato. Allora, un'altra cosa che mi sorge in questo momento, che quelli che sono stati accusati di impeachment, la maggior parte sono repubblicani poi. Richard Nixon, Trump e il precedente, mi pare. Beh, Clinton era democratico, Andrew Johnson in realtà era un democratico, diciamo che si chiude in pareggio.
Siamo in pareggio, e quindi sono birichini in ambedue le parti. Bene. Certo. Ecco, io volevo invece far intervenire il professor Tonello per come dire, andare un pochino avanti e cercare di capire adesso che cosa potrebbe succedere all'interno del Partito Repubblicano dopo questa sentenza. Ma in realtà il Partito Repubblicano è in ebollizione e potrebbe esplodere una tensione fra l'ala più trumpista, per così dire, del partito e i repubblicani cosiddetti moderati è sempre esistita, ma naturalmente l'impeachment ha acuito questo dissidio, questa divisione. Non a caso il risultato è stato 57 voti per la condanna, che significa che 7 senatori repubblicani su 50 hanno deciso di rischiare l'ira non solo di Trump ma anche dei suoi elettori votando per la rimozione del presidente, che di fatto implicava anche il divieto di ricandidarsi a qualsiasi ufficio pubblico nei prossimi anni. Il problema naturalmente è la candidatura alla presidenza nel 2024. Temo però di non essere d'accordo con il mio collega sulla questione della inappellabilità della soluzione, nel senso che, come è stato detto, l'impeachment è un procedimento politico. I procedimenti giudiziari sono un'altra cosa e la Costituzione lo dice chiaramente. Non a caso l'altro ieri un deputato democratico ha presentato una denuncia alla Procura federale di Washington appunto per incitamento all'insurrezione e reati connessi, basata su una legge del 1870 fatta per stroncare le attività terroristiche del Ku Klux Klan, cioè l'organizzazione di ex sudisti che terrorizzavano i governi repubblicani. I repubblicani erano i buoni all'epoca, nel sud degli Stati Uniti. La legge è ancora in vigore. Trump è un privato cittadino. La mozione per rimuoverlo dalla carica è stata respinta, ma comunque il suo mandato era già scaduto, e quindi io mi aspetto che nei prossimi mesi prima di tutto ci sia una feroce battaglia interna al Partito Repubblicano, perché Trump ha insultato pubblicamente Mitch McConnell, che lo aveva protetto per 4 anni di fatto e fatto passare tutti i suoi provvedimenti in Congresso, e soprattutto vedremo già l'anno prossimo, nella stagione delle primarie per le elezioni di medio termine del novembre 2022, se Trump potrà e vorrà presentare suoi candidati per il Senato, la Camera, e quindi questo ci dirà se Trump intende rimanere attivo in politica e se è possibile per lui farlo, perché non dimentichiamo che, come è stato detto prima, i suoi guai giudiziari, anche indipendentemente dal 6 gennaio, sono reali. A New York è indagato per frode fiscale e vari reati, ad Atlanta è indagato per interferenza col processo elettorale a causa della sua famosa telefonata in cui diceva al procuratore generale della Georgia: trovami 11.760 voti. Quindi io penso che Trump vorrebbe rimanere attivo in politica, ma senza Twitter e con dei guai giudiziari di notevole portata da gestire, il suo cammino non sia semplicissimo. E poi ricordiamoci che ha tutti i giornali contro, avendo maltrattato i giornali più importanti americani a suo tempo, certamente non sono dalla sua parte.
Sì, però va anche detto che i 75 milioni di voti che ha ricevuto in novembre hanno come dire, ignorato i consigli dei giornali e gli editoriali del New York Times. Infatti una parte del consenso verso di lui stava anche in un'ostilità o indifferenza verso i grandi media. Bisogna vedere questo consenso che si è espresso come un'onda che ha raggiunto la massima estensione il 3 novembre, bisogna vedere se questo consenso permarrà, perché da un lato c'è la lotta interna al partito, ma c'è anche il fatto che Trump è un marchio, è un brand, no? Non è un'organizzazione capillare presente in ogni villaggio d'America, e quindi un Trump zittito su Twitter e Facebook farà fatica a mantenere un consenso nel lungo periodo. Certo, ecco, professor Luconi, chiudiamo con lei invece per parlare proprio di quello che è il futuro politico di Donald Trump, perché si è ventilata anche l'ipotesi che possa dare vita a un suo movimento, quindi a una possibile scissione, tra virgolette, del Partito Repubblicano. Sì, è stato ventilato la possibilità che Trump crei un nuovo partito, qualcuno ha trovato anche il nome, il Patriot Party, però è un'ipotesi da prendere in considerazione, non so quanto possa avere successo. I terzi partiti storicamente, per come funziona il sistema elettorale nelle elezioni presidenziali, sono sempre stati destinati alla sconfitta, non sono mai riusciti a spezzare l'oligopolio tra adesso Partito Democratico e Partito Repubblicano. Ci sono stati pochi casi di terzi partiti fortemente regionali, come nel caso di quello di George Wallace nel profondo sud nel 1968, con un tentativo di riportare in vita la segregazione razziale appena messa al bando, però hanno avuto successo in singole sezioni del paese, non hanno mai avuto la possibilità di contendere la presidenza ai candidati dei due maggiori partiti. Candidato di maggior successo nel Novecento come terzo partito, come indipendente, è stato Ross Perot nel 1992. Ross Perot conquistò circa il 19% del voto popolare, però non portò a casa nemmeno un grande elettore. Quindi se Trump percorrerà la strada del terzo partito, della candidatura indipendente, non gli attribuirei grandi chance di successo. Ma casomai danneggerebbe i repubblicani in questo caso? Questo indubbiamente, come Ross Perot danneggiò George H.W. Bush Senior nel 1992, consentendo la vittoria di Bill Clinton. Certo, bene. Allora noi vi ringraziamo della disponibilità per essere stati con noi. Ricordiamo ai telespettatori il professor Fabrizio Tonello, docente di Scienza della Politica con un corso di politica estera americana all'Università di Padova, e il professor Stefano Luconi, docente di Storia degli Stati Uniti, anche lui all'Università di Padova. Noi continueremo a seguire le vicende, cercheremo di capire, di vedere che cosa succederà, e ovviamente il futuro ci dirà se Trump riuscirà ad evitare, come dire,
uscire, come dire, indenne da quelle che sono le vicende giudiziarie che lo interesseranno o che potranno interessare. Comunque conteremo su di voi per andare avanti sul problema e quelli comunque dei problemi che si presentano, i problemi americani. Grazie. Certo, grazie a voi. Invece per i telespettatori adesso andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito. Parliamo di un tema sicuramente che vi interessa, e cioè la questione dell'ambiente, dell'inquinamento, in particolare degli inceneritori. Dunque, se incenerire i rifiuti conviene, oppure se è un sistema che ci arreca ancora più danno. A tra poco.